Ingegnere Michelangelo Di Carlo, lei è il progettista di questi lavori. Qualche progetto, Sì. praticamente il lavoro è stato diviso in 4 lotti. Vabbè, Sono un attimo. in parte Sì, progettista. un attimo. Sì, un attimo. Ingegnere Michelangelo Di Carlo, questi lavori molto importanti per le arterie stradali provinciali, dove si interverrà e come? Dunque, il percorso si svolge lungo le strade provinciali che interessano sia il territorio di Ribera, sia quello di Cianciana, sia quello dei paesi limitrofi come Luccasicola, Villafranca, eccetera. Infatti all'origine fu finanziato dalla SNAI, dalla Strategia Nazionale Aree Interne Sicani. Poi purtroppo per un problema di aumento di costi, nel momento in cui è stato finanziato, praticamente non era più sufficiente la cifra precedentemente prevista, pari a 13 milioni e mezzo circa, ma nel fare l'aggiornamento prezzi per cui era stato disposto un obbligo di legge, praticamente il costo è diventato di oltre 19 milioni. Quindi il progetto si articola in 4 lotti, dove nel primo lotto dell'importo complessivo di 3.504.000 euro interessa la SP57 e la SP61. Per intenderci, si parte dalla 115 in corrispondenza del bivio per Borgo Bonsignore, si attraversa andando verso Ribera la SP57, poi si va ad innestare sulla SP61. Arrivata a un certo punto e qua si ferma, dove? Si ferma un bivio con una ex consortile, la SP18, l'SPC18. Il secondo lotto di 8.520.000, quindi bello corposo, si parte dalla SP18, cioè dall'incrocio con la SP61, poi va a innestarsi sulla SP32, sulla Ribera Cianciana, la percorre per un lungo tratto fino a inserirsi sulla SP non classificata numero 5, che collega la SP32 Ribera Cianciana con la SP34 Bivio Tamburello Bivona. Il terzo lotto invece, il terzo lotto dell'importo di 5.340.000, partendo dalla fine della non classificata numero 5, percorre tutta la SP34 Bivio Tamburello Bivona fino a Bivona. Abbiamo un quarto lotto di importo più piccolo che è stato redatto di 2.140.000, che è stato redatto per agevolare i collegamenti, quindi fare una manutenzione straordinaria nei collegamenti che vanno per esempio la SP35A da Luccasicola fino all'asse di cui stiamo parlando. La SP32, siccome la 32 nel secondo lotto si interrompeva all'innesto con la SP con la non classificata numero 5, a questo punto noi continueremo fino a Cianciana il percorso con questo progetto. Poi c'è la 19B, poi c'è la 31, la Cattolica Cianciana, e poi la SP29, la Cattolica Montallegro. Sostanzialmente non si tratta di un ammodernamento, ma si tratta di una manutenzione straordinaria delle strade, una buona manutenzione straordinaria, perché purtroppo finora abbiamo camminato così a tantoni lungo tutte le strade provinciali, perché tutti i finanziamenti che sono stati erogati sia dal Ministero che dalla Regione non sono mai stati sufficienti per fare un'opera completa, per cui si è data priorità alla viabilità fondamentale, cercando di mettere in sicurezza tutta l'altra viabilità, considerando che la provincia praticamente si occupa di circa 1.200 km di strade. Quando saranno appaltati questi lavori? I lavori questi che ho letto ad ora sono i decreti di finanziamento di tutti e 4 lotti. Praticamente stiamo programmando le date delle gare, e penso che tra il fine del mese aprile e dentro il mese di maggio tutti e 4 lotti verranno calendarizzati per le gare. Quindi fatte le gare, noi speriamo qualcuno di appaltarlo prima dell'estate, cioè entro fine giugno e primi di luglio,
Entro fine estate comunque verranno appaltati tutti. Sindaco Cenà, oggi è una giornata importante, finalmente si metterà a mano su arterie stradali provinciali che da tempo non avevano ammodernamenti. Sì, oggi è una bella giornata per il nostro territorio perché questo finanziamento di 20 milioni di euro che ha erogato l'assessorato alle infrastrutture nei confronti del libero consorzio Agrigento ci dà la possibilità di portare avanti veramente un percorso che abbiamo fatto i sindaci delle aree interne, che grazie a una delibera fatta nel 2021 abbiamo messo in salvaguardia queste risorse. Con la delibera 520 il governo regionale ha ha preso atto della salvaguardia e oggi abbiamo la possibilità, grazie al passaggio ai fondi POC, di avere questo importante finanziamento che prima era di 14 milioni di euro, però poi ci sono stati 3 aggiornamenti dei prezzari e quindi non erano più sufficienti le risorse e abbiamo trovato altri 6 milioni di euro per un complessivo di 20 milioni. Questo darà la possibilità di poter ammodernare quella che è la Bivona Borgo Bonsignore, sia la 32 che la 34, e sono delle strade che hanno bisogno di interventi per far uscire dalla marginalità territoriale quei comuni che soffrono da tanto tempo e da tanto tempo aspettano questi importanti finanziamenti. Non è questa la Maremonti, bisogna dirlo, la Maremonti ha un percorso diverso, è stata finanziata dal governo, la progettazione del governo Musumeci per 7 milioni di euro e quella avrà bisogno di risorse per 100 milioni di euro. In questo momento questo è un primo finanziamento che ci ha accordato la Regione, che darà un respiro ai comuni dell'entroterra.